È stata senza dubbio una scoperta entusiasmante, quella dell'affresco nascosto sotto la superficie pittorica della volta a ombrello dell'oratorio di Nostra Signora Assunta a Portofino, l'edificio più antico del borgo, costruito nel XIII secolo. Un affresco quattrocentesco realizzato attorno al medaglione in ardesia che raffigura la Madonna con il bambino posto in chiave di volta. Spesso in queste volte ad ombrello, e questo è un esempio preziosissimo, potevano esserci decorazioni di questo tipo. Quindi grazie a questo intervento di restauro condotto veramente con grande professionalità da una squadra, da una restauratrice, da un chimico, con la direzione della soprintendenza e con la partecipazione diretta anche della diocesi attraverso il parroco. Quindi questo è anche il plusvalore del gioco di squadra nel recupero di una bellissima testimonianza. Il restauro è stato voluto dal parroco Don Alessandro Giosso e sostenuto dalla soprintendenza, condotto materialmente da Federica Bruschi. La scoperta è la parte più bella, più interessante, sicuramente più emozionante di un restauro. Specialmente in questo caso stavamo operando su una superficie molto delicata, stavamo ritrovando una pittura a secco. Anche se il restauro non è mai interpretazione, però è fondamentale cercare di capire cosa poi l'autore voleva rappresentare. Secondo le analisi chimiche condotte da Luigi Soroldoni, i pigmenti utilizzati sono compatibili con una datazione quattrocentesca. Direi che i materiali sono molto vicini, quindi la sabbia è sicuramente una sabbia della zona. Tranquillamente. La calce è una calce di natura dolomitica, ma ci sono cave, ci sono forni di cottura un po' in tutta la parte della Liguria, quindi sicuramente è una calce locale. Tutti questi materiali vengono dalle zone normalmente dove sono le chiese, quindi sicuramente il contesto è questo. L'ocra gialla è un'ocra che c'è in Italia, quindi sicuramente proviene dalla Toscana, proviene anche dalle nostre zone. Basta muoversi lungo la dorsale che sale verso Lombardia, i terreni hanno colori che vanno dal giallo al marrone, allo scuro, quindi sono terre.